Buonasera a tutti, io sono Jenny Gandolfi e all'altra chitarra Massimo Ferrari. Sono una cantautrice di Mantova. Oggi vi presenterò il mio quarto album, che è Canzoni d'amore. Aprendo quella porta ho avuto un nodo in gola, quella luce calda, oggi come allora. La finestra aperta, ora è primavera e come nelle fiabe son tornata bimba, con le mani in tasca osservo in silenzio che la malinconia assale l'anima mia, poi respiro piano, chiudo gli occhi un istante e provo a ricordare i momenti sereni. E la vita davanti incessante, sugli sguardi si posa insistente, non lascia tregua nemmeno un tramonto che vede abbracciare l'ultimo giorno. Tutto è rimasto com'era, le piastrelle, il profumo di cera, ma la vita ha fatto il suo corso. Ci troviamo al centro commerciale La Favorita di Mantova, dove presento oggi il mio quarto album, che è Canzoni d'amore, in tema con San Valentino. E il quarto album esce con PMS Studio, è un album prettamente pop e abbiamo cercato un cambio di stile perché siamo passati dal folk country italiano al pop, come diciamo, per ampliare un po' il mio pubblico. E sono felice di questo passaggio. L'album è uscito il 20 settembre 2024, questa è la seconda tappa dove lo presento, e poi se volete guardare e tenervi informati sulle mie prossime date, il mio sito internet è www.jennygandolfi.com e poi mi trovate su tutti i social, sulle piattaforme Spotify, YouTube, Instagram e così via. Ti penso di giorno e di notte, il sorriso e la bocca che hai, i tuoi occhi e il tuo sguardo innocente, non sai quanto abbracciarti vorrei. Oggi sono accompagnata da Massimo Ferrari alla chitarra acustica e al basso, un noto musicista veronese, che mi ha accompagnato anche al concerto, all'apertura del concerto dei The Colors a settembre, che si è tenuto alla Trentino Music Arena. Questa guerra silenziosa non ci dominerà, per noi figli della vita, per la nostra libertà. Ed un grido sottovoce per la nostra libertà. Grazie.